Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Due tecnici della motorizzazione civile di Catania sono stati aggrediti questa mattina nella sede distaccata della zona industriale etnea. Durante lo svolgimento degli esami pratici di guida dei mezzi a due ruote si è presentato il genitore di un ragazzo che era stato bocciato. Il padre avrebbe sferrato un pugno al volto di uno degli esaminatori facendolo cadere per terra. In aiuto del genitore sarebbe poi intervenuto anche il figlio che avrebbe percosso a colpi di casco il dipendente caduto a terra e anche un altro collega che era intervenuto in difesa del tecnico già colpito. I carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide nel Siracusano hanno interrotto un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta da mesi da una famiglia del luogo. Tra gli arrestati un uomo di 48 anni, sua moglie quarantenne e il cognato 22enne che avevano organizzato un vero e proprio drive-in della droga nella propria abitazione dove decine di persone si recavano quotidianamente per rifornirsi di cocaina. Nel corso delle indagini è emerso che il pagamento dello stupefacente avveniva non solo in contanti, ma anche con l'antico metodo del baratto. Gli spacciatori erano molto attenti all'accoglienza, al punto di far trovare delle caramelle ai figli degli acquirenti. Si rafforza con il potenziamento della rete oncologica siciliana il patto di salute tra il sistema sanitario regionale e i cittadini. La svolta con l'offerta di nuovi percorsi terapeutici e nuovi servizi alla popolazione è stata presentata oggi a Palermo, all'Osteri, nel corso di un seminario organizzato dalla Regione tramite l'assessorato della salute. Questo quanto si apprende attraverso una nota diffusa dalla Regione siciliana. Un prelievo multiorgano è stato eseguito nel presidio Rodolico dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania su una paziente di 70 anni deceduta a seguito di una grave emorragia cerebrale. L'accertamento della morte encefalica è stato curato da un'apposita commissione medica che ha così consentito all'equipe multidisciplinare composta da chirurghi del centro trapianti del Policlinico Etneo e dell'analoga struttura dell'Ismet di Palermo di effettuare il prelievo multiorgano. Alla paziente sono stati prelevati fegato, reni e le cornee che potranno essere donati a pazienti in lista d'attesa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.